Non è che ci spaventa, però è una gran bella sfida sicuramente. L'intelligenza artificiale è il futuro per tutti, ma è il futuro anche per il crimine. Non possiamo nascondercela questa cosa. Tecnologie sempre più sofisticate, crimini virtuali dalle conseguenze drammaticamente reali. È da questo spaccato di futuro ormai prossimo che parte la sigla del protocollo tra l'Associazione dei Comuni ANCI del Veneto e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. Sul tavolo la condivisione tempestiva di informazioni, supporto tecnico e formazione per il personale degli enti locali. La questione è urgente. Dai dati ministeriali proprio risulta che sono aumentati del 90% i reati informatici e quindi questo protocollo si pone l'obiettivo di dare strumenti alle amministrazioni comunali, soprattutto quelle più piccole, che magari sono un po' più in difficoltà da un punto di vista delle competenze e degli organici. Non soltanto ad un'escalation, anche a grandi abilità, perché gli attacchi al sistema informatico vengono compiuti da persone che nel tempo riescono ad acquisire sempre maggiori informazioni e competenze. Siamo in una fase in cui con i finanziamenti del PNRR si sta spostando tutti i dati degli enti locali, anche dei comuni, in cloud. E questo, se dà la sicurezza dei dati da una parte, si espone molto a possibili aggressioni. Mettere in sicurezza i dati di cittadini, imprese, associazioni è la priorità, ma ognuno deve fare la propria parte. Arrivano sempre dei link. Mai cliccare su quei link, anche se talvolta sembrano provenire magari da una persona che noi conosciamo, che abbiamo in rubrica, addirittura dal figlio, dalla banca. Mai assolutamente cliccare. Prima di cliccare una qualsiasi cosa bisogna accendere il cervello, perché poi la differenza la facciamo noi col nostro ragionamento.